Ciao a tutti, bentornati alla Cittadella. Io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Oggi parliamo di quello che è accaduto alla Fiera del Libro di Più Libri Più Liberi. 80 autori, da Alessandro Barbero a Zero Calcare, firmano un appello per cacciare uno stand, un editore. Con precisione stiamo parlando di Passaggio al Bosco, e questo perché è stato definito dai firmatari di matrice neonazista. Allora l'associazione però editori italiana decide di non fare alcun passo indietro, di non fare retromarcia. Zero Calcare, di fronte quindi alla posizione salda dell'associazione, dice che non può stare a fianco dei fascisti, che è un suo paletto, e quindi è lui a ritirarsi. Però poi che cosa succede? Succede il casino, succedono le proteste all'interno della fiera. Avviene per l'appunto una protesta, un centinaio di case editrici ha voluto esprimere il proprio dissenso, e quindi con 30 minuti di sciopero, con tanto di teli sugli stand in segno di protesta e con dei cartelli con scritto "Questo è ciò che è accaduto alla libertà di stampa e di pensiero quando i fascisti e i nazisti hanno messo in pratica la loro libertà di espressione". E poi tutti a cantare Bella ciao in coro in segno di protesta. Non vogliamo condividere uno spazio con chi non condivide valori democratici, dicono. Allora oggi però dibattiamo su questo tema. Con noi ci sono anche Daniele Dell'Orco, editore Idrovolante Edizioni, giornalista e reporter, che ha denunciato sui social minacce, spintoni, accerchiamenti avvenuti proprio durante la fiera. E con noi anche Francesco Polacchi, editore Altaforte, tra l'altro protagonista nel 2019 dell'esclusione dal Salone del Libro di Torino, quindi ha provato veramente sulla sua pelle che cosa significa essere esclusi dalla fiera per motivi politici. Allora do il benvenuto ai nostri ospiti e parto da te, Daniele. Ti domando subito: 80 autori famosi firmano un appello per cacciare uno stand. Questa possiamo considerarla una legittima protesta per una legittima censura, oppure invece la ritieni un'azione antidemocratica? E poi aggiungo anche, se domani toccasse proprio a Zero Calcare, no, che si è pronunciato contrario, no, a quanto è successo alla fiera, allo stand, eccetera, perché qualcuno appunto, se domani toccasse a lui perché qualcuno lo considera troppo di sinistra, cosa succederebbe? Daniele. Ma io credo che si tratti davvero di una azione sgradevole, la definirei dal punto di vista culturale, ma non solo, proprio perché si parla di uomini di cultura, di giornalisti, di artisti, di illustratori, fumettisti, quello che sia, cioè di persone che comunque diffondono non solo le proprie idee, ma in generale il proprio sapere, la propria conoscenza attraverso la libera circolazione delle stesse idee. Fare una firma, un appello pubblico per escludere un altro operatore culturale, ancorché commerciale, che fa la stessa cosa, è davvero sgradevole. E secondo me denota anche una certa paura, da un lato, del confronto, diciamo così, con idee che in qualche modo possono legittimamente non essere condivise, ma in generale la paura che i lettori, perché poi qui si parla di questo, si parla di condividere degli spazi che non sono di Zero Calcare, né di Tizio, né di Caio, né di Sempronio, sono dei lettori. I lettori decidono se degli operatori culturali e commerciali siano interessanti a sufficienza da potersi permettere di partecipare a fiere del genere, perché non è una passeggiata, cioè partecipare al Salone Libro di Torino, alla Più Libri Più Liberi e altre fiere molto grandi, richiede comunque una struttura, una proliferazione dei propri libri al di fuori di questi ambienti, e quindi significa che la richiesta di questi libri c'è, che i lettori li cercano, che un mercato c'è, e di conseguenza questo li rende già solo questo automaticamente degni di poter esporre le proprie opere insieme a quelle degli altri. Se non c'è timore di nessun genere che queste idee possano essere considerate, come dire, più ricevibili rispetto a quelle che invece vengono diffuse e divulgate da altri, non dovrebbe esserci assolutamente alcun motivo per evitare che ci possa essere anche in questo caso il libero confronto e la libera circolazione di tutte le idee.
Ma io intervengo, Daniele, poi lascio la parola a Francesco Polacchi che la questione la conosce bene, per dire questo, cioè Zero Calcare ha tutto il diritto, se vuole, di starsene a casa, cioè di prendere e andarsene. Quello che non c'è il diritto di fare, secondo me, è di continuare a buttare del fango su gente che fa semplicemente il suo mestiere, cioè fa dei libri, fa l'editore. Voglio dire, io non voglio fare, adesso mi fa anche un po' schifo stare lì a dire, ma nelle altre bancarelle ci sono i libri su Stalin, cioè a me questa roba qui, uno pubblica quel diamine che gli pare. No? Pubblica quel diamine che gli pare, a meno che non pubblichi, voglio dire, cose riservate, fuori legge, incitamenti alla delinquenza e roba di questo genere, no? E anche lì si potrebbe discutere molto. Uno pubblica quello che gli pare, se va a una fiera ha diritto di stare in una fiera, specie perché paga lo stand e deve stare lì senza che nessuno gli rompa le scatole. Quello che mi fa schifo è il modo in cui tutta l'intelligenza italiana, no, si è stretta attorno a questa gente che cosa ha fatto? Che non ha fatto altro che chiedere una censura. Cioè, io mi stupisco, non so, di Alessandro Barbero che nel 2019, io l'ho scritto anche sui social, nel 2019 quando Altaforte fu esclusa dal Salone del Libro di Torino, possiamo dire più che esclusa, fu cacciata perché aveva regolarmente preso uno stand e furono a chiedere l'allontanamento alcuni degli scrittori che sono stati protagonisti anche di questo casino più liberi, penso a Cristian Raimo, no? In quel caso Barbero disse l'antifascismo non si fa cacciando qualcuno da una fiera del libro. Poi deve aver cambiato idea perché stavolta invece ha firmato un appello per dire allontaniamo Passaggio al Bosco. Vedo che tutti, grande intervista anche l'altra sera di Marianna Aprile a Zero Calcare, no? Che dice non condividiamo spazi con i nazisti, ci sono grandi allarmi democratici. Ecco, io trovo tutto questo veramente patetico, patetico perché poi sono appesi a queste robe ridicole, no? Io sono convinto che, anche perché ne ho le prove, al primo regime tutti questi grandi intellettuali antitotalitari, anti-autoritari sarebbero lì a leccare gli stivali al regime, perché io banalmente ricordo, cioè tutti i temi, so, dal Covid in avanti, tutte le volte che c'è stata una presenza un po' più forte dello Stato, no? Che ha fatto sentire il potere statale, così. Questi qua cosa hanno fatto? Subito erano in prima fila a dire sì, assolutamente ragione, le Ma tu, restrizioni, Francesco, le dici cose, tutti ste- volontariamente o involontariamente, cioè talmente tanto ciechi davanti, no, a questa evidenza che in un qualche modo si lasciano trasportare dalla massa? Ragazzi, Cioè c'è un'azione questa volontaria o involontaria? Ma diciamoci la verità, queste persone sono interessate a due cose: alla loro visibilità personale e al fatto di avere, come dire, anche se si dicono comunisti, sono interessatissimi alla proprietà privata degli spazi culturali. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro vogliono avere il loro circoletto in cui vogliono comandare loro, no? E così fanno le loro fiere. Era tanto bellina, no? Quella fiera in cui c'erano solo loro, più libri, c'erano i loro editori, amichetti fra di loro che poi vanno a pranzo, si divertono, vendono. No, cioè questa è una cosa alla fine della fiera, scusate il gioco di parole tra la fiera del libro, però è questo il tema, cioè vendere, vogliono essere loro a comandare sul mercato, né più né meno, Cioè vogliono essere loro. tu dici che non Volevo dire che combattono. questa. Scusa Massimo, faccio solo un appunto. Tu dici Vai, che vai. non combattono per combattere insomma il fascismo, ma combattono per il monopolio culturale, cioè loro vogliono comandare a livello culturale, vogliono che soltanto le loro idee vengano diffuse. Guarda, allora intanto c'è una questione da fare, cioè fare gli antifascisti bisogna vedere se sei antifascista quando il fascismo c'è. Perché se il fascismo non c'è, sono tutti capaci di fare gli antifascisti, non so se mi spiego, no? È come fare cioè dire essere per la libertà quando non ci sono le restrizioni per il Covid. Dopo sono tutti per le libertà, ma quando c'è la restrizione lì, quando c'è da rischiare qualcosa, allora le cose cambiano, capisci? Cioè, se tu fai l'antifascista in assenza di fascismo, sei uno che dice cose che, come diceva, cito Gianfranco Miglio, no? Sei una scoreggia nello spazio, cioè sei uno che dice delle cose ma non sono la prova dei fatti. Cosa c'è dietro tutta questa movimento, visto che il fascismo non c'è e visto che tra l'altro usano delle categorie tipo l'antisemitismo, no? Ah, ecco, quelli sono antisemiti.
Come? Sono antisemiti? Cioè, che vi frega a voi dei semiti nel momento in cui le manifestazioni pro-Pal si dice di tutto di più sugli ebrei, pubblicate degli autori che figurati cosa dicono altro che, altro che Leon Degrelle. Cioè, è questo il tema, no? A livello ideologico c'è una contraddizione feroce in tutte queste robe qui. Allora uno dice, no, il punto qual è? Davvero l'ideologia? Perché o sono scemi e non si rendono conto delle contraddizioni, e può essere, oppure c'è qualcos'altro. Secondo me è un misto delle due cose, cioè un po' sono scemi e un po' invece hanno paura che in queste fiere poi arrivi qualcuno a togliere il giocattolino, cioè se non c'è più solo la sinistra, se la destra smette di essere impresentabile, c'è persino il rischio, sai, che non sei più tu a decidere chi vince il premio Strega, non sei più tu a decidere chi vince, non so, il David di Donatello, non ci sono più solo i tuoi uomini dentro le istituzioni culturali. Allora, se metti quel musicista, quel direttore di teatro, quell'altro, e c'è persino il rischio che succeda che qualcuno, perché ce ne sono tanti, no, di intellettuali che insomma, hanno delle posizioni magari un pochino più di destra, però le hanno tenute nascoste perché avevano timore, no, di far brutta figura, di essere discriminati. E magari comincia a succedere che esce qualcuno e comincia a dire: sai che c'è, però questo governo a me non dispiace, la destra a me non mi dispiace. E allora questo che cosa provoca? Provoca una perdita del potere, no? Sentiamo anche poi cosa ha da dire Massimo, poi volevo chiedere su questo a Francesco Polacchi e Allora, io Daniele volevo Loro. dire che tutto questo, cioè, non è nuovo, è 80 anni che Gramsci ha teorizzato la famosa egemonia culturale, e questo è semplicemente il continuo del desiderio di mantenere questa egemonia culturale, cioè non vediamo nulla di nuovo. Però io vorrei anche parlare dal punto di vista legale, perché qua parlano tanto di apologia al fascismo, ma se veramente ci fosse stata un'apologia al fascismo, al nazismo, no? Ma un tribunale italiano qualsiasi sarebbe potuto intervenire a censurare questa casa, e invece non l'ha fatto. Perché? Perché evidentemente non è stata fatta nessuna apologia. E quindi, cioè, fanno un po' ridere, si commentano da soli. Ma sì, loro rivendicano questa cosa, sai, però vedi, l'egemonia culturale, dal punto di vista di Gramsci, ha assolutamente ragione, cioè chiunque è legittimo provare a imporre una cultura, cioè perché non si dovrebbe fare, no? No, Il certo. problema è che qui non c'è un'egemonia culturale, c'è un'egemonia di potere economica e, diciamo, e politica, no? Perché l'hanno preso il potere senza avere più un'ideologia, perché poi l'ideologia è quella mainstream alla fine della fiera, quella che portano avanti. E questa, anche, come dire, questa presunta superiorità si basa sul nulla. E questo è il grande tema. Voglio sentire su questo Francesco Polacchi e poi Daniele Dell'Orco. Intanto buongiorno a tutti, ciao Francesco, ciao Matt, ciao Massimo e ciao anche a Daniele, a cui va anche un po' la mia solidarietà, perché così come Passaggio al Bosco anche lui insomma ha vissuto dei giorni molto intensi, e quindi è giusto che gli postriamo Grazie. la mia e la nostra amicizia anche a livello di casa editrice. Ma Ma non ti allora hanno io menato, no, scusa Daniele, non ti hanno aggredito No, no, fisicamente? assolutamente. Beh, oddio, qualche No, minaccia perché un po' velata c'è stata, anzi, velata ma non troppo. vedo che hai gli occhiali da sole, no, non vorrei che nascondessi Sì, delle sì, cose sì. sotto No, gli no, occhiali da sole. sono da vista, Fra. No, lo Quello ma puoi sono da dire, non vista. è che devi dire, No, no, non non è vero, ho nessun occhio sono nero, caduto in tranquillo. casa. Sai quelle cose che si dicono, sono caduto, mi sono fatto male Esatto. il mio Hanno menato pallone le scale, per sì, sì. nascondere. Sì, esatto, no, scusa Francesco, si è interrotto. No, ma va, figurati. No, anzi, con Daniele c'è un bel rapporto e anzi noi ci incoraggiamo a vicenda, no? Rispetto alle vicende editoriali. Poi non è detto che si sia d'accordo su tutte le gli argomenti, però di fatto deve esistere una solidarietà tra di noi. Questo perché secondo me c'è da affrontare sia un problema contingente che un problema storico. Da un punto di vista del problema storico, voi prima parlavate appunto dell'antifascismo, del perché si faccia antifascismo, e secondo me è una cosa molto interessante. Io una delle cose che diciamo amo sottolineare è che il loro problema, cioè il problema della sinistra estrema, è che ha riadottato un antifascismo militante in modo ferreo, molto forte, diciamo comunque quotidiano, quando ha deciso di abbandonare l'anticapitalismo.
quando cioè a un certo punto si è resa conto, in modo particolare tra il 2008 e il 2010, che tutto quel periodo che nasceva da Genova 2001, quindi morte di Carlo Giuliani, il G8, il popolo di Seattle, il Black Bloc, gli autonomi e tutto quanto, non fosse riuscito realmente a condurre questa battaglia al sistema per abbatterlo, a conquistare il Palazzo d'Inverno o comunque a fare un qualcosa di questo tipo, e quindi ha ripreso a lavorare sull'antifascismo. L'antifascismo cosa porta? Cosa comporta? Comporta una facilità innanzitutto di adesione militante, perché c'è tra virgolette il nemico facile da individuare. Quindi c'è un nemico fisico, ci sono dei ragazzi o in questo caso delle case editrici da additare, da mettere all'indice, e quindi evidentemente esiste e subentra subito un qualcosa contro cui scagliarsi. Quindi tu non vedi più il capitalismo, che tra l'altro è cambiato e per sua definizione si modifica in base alle situazioni. Vedi, tu non vedi più un qualcosa di astratto, ma vedi un qualcosa di fisico, e quindi contro quel qualcosa di fisico puoi appunto puntare e mettere l'indice. Inoltre il discorso dell'antifascismo è sempre più, cioè quindi la sostituzione dell'anticapitalismo con l'antifascismo militante tout court, pone una questione anche di abbassamento del livello culturale, cioè quando tu devi, appunto perché il capitalismo è un qualcosa di, tra virgolette, passatemi il termine, astratto, più complesso, le logiche, le analisi, la geopolitica, comunque è complicato da studiare, da analizzare, su cui intervenire. Mentre l'antifascismo, tra virgolette, c'è la solita filastrocca la Costituzione italiana è nata dall'antifascismo, anche se poi la parola antifascismo non compare nella Costituzione. Cioè, il 99% dei nuovi antifascisti italiani non conoscono probabilmente nessuno dei 7 membri del CLN. Cioè io quando mi trovo a dibattere dico: ma scusa, ma tu l'hai mai letto quello che ha dichiarato Ferruccio Parri nel 1944, nel 1945, nel 1946? La risposta molto spesso è: ma chi è Ferruccio Parri? Quindi cioè, stiamo parlando di questo tipo di livello, e in più c'è anche un discorso poi di abbassamento cioè quando parlo di abbassamento del livello culturale è proprio perché si ripetono, come diceva Francesco Borgonovo prima, si ripetono all'interno del circoletto le loro menzogne, che poi sono strumentali. Strumentali, termine che ci riporta all'altra questione, cioè alla questione contingente. Perché io, quello che sottolineo spesso, a me dispiace dirlo, perché io poi comunque ovviamente piuttosto che questi schifosi antifascisti preferisco comunque il centrodestra a 40 anni, permettetemi di fare questa digressione, no? Però, come mi ricordava il mio carissimo mentore qualche giorno fa, quelli come me si trovano a combattere contro l'odio della sinistra, ma anche contro la codardia della destra. Perché parlo di questa cosa qui? Perché è evidente che l'attacco a Passaggio al Bosco, a Idrovolante, allo stesso Giubilei, con cui io lo dico proprio chiaramente, io con Francesco Giubilei non condivido veramente quasi nulla da un punto di vista proprio ideologico e politico, ma quello che mi unisce a Francesco Giubilei è il fatto che gli altri ci vedono nella stessa maniera. E allora quindi faccio fronte comune anche con C'è poi Francesco questo punto, Giubilei. scusa Francesco, ti interrompo ancora, perché questo è un tema, no? Prima di lasciarti proseguire, cioè non è che esiste, qui il racconto è sempre la destra, no? Cioè buttano nel calderone, praticamente se parliamo 3 ore, tra tutti qui presenti abbiamo tutti idee diverse. Leggiamo libri diversi, abbiamo un approccio alla politica italiana e internazionale differente, magari condividiamo 2 o 3 cose, insomma, però come dire, siamo tutti e tutti noi abbiamo avuto problemi in un modo o nell'altro con la censura, con le offese, le intimidazioni, le cose, cioè sembra un po' quando l'ISIS, no, se la prendeva con i crociati e poi attaccava i pensionati che andavano in vacanza, cioè come se fossero uguali, perché non fanno distinzioni, no, tra di loro, 1000 distinguo. Qui arrivano e ecco la destra, no? E attaccano tutti a prescindere, perché tanto sono tutti fascisti nella loro idea, cioè questa cosa dell'antifascismo. E altra cosa aggiungo, mi permetto, in Italia, proprio perché c'è quella Costituzione fatta da quella gente che dicevi tu,
non è che è un reato essere fascisti. C'è anche questa cosa, no? Cioè non c'è scritto da nessuna parte che tu non puoi essere fascista. Tu puoi essere fascista finché diamine ti pare. L'unico reato che c'è è l'apologia e il tentativo di ricostruzione del partito fascista. Cioè tu puoi, per i fatti tuoi, essere fascista, non puoi fare in modo di giustificare al di fuori l'operato del fascismo no? Con varie cose anche lì molto discutibili, e non puoi tentare di ricostruire il partito fascista. Fine. Tutto il resto lo puoi fare. Ora uno mi deve dimostrare che se apologia del fascismo, cioè quindi reato, è pubblicare un libro, allora devono andare in galera tutti gli editor di tutte le case editrici italiane, comprese quelle di sinistra, perché di recente ci sono case editrici di sinistra che hanno pubblicato il Mein Kampf, case editrici di sinistra che hanno pubblicato l'ultima recente Fuoriscena che mi ha colpito, Socialismo fascista di Doré La Rochelle, voglio dire, Mussolini e Gentile, allora di che parliamo? Dai, prego Francesco, scusa. Sì, no, giustissimo, tra l'altro condivido appieno quello che dici tu, perché è proprio questo il discorso. Loro non ci colpiscono per quello che diciamo, non ci colpiscono per quello che facciamo, ma ci colpiscono per quello che rappresentiamo, che vale questo, diciamo, in noi in piccolo, ma pensiamo a quello che è successo a Kirk. Io so, appunto, Francesco, tu ti sei battuto, hai affrontato tantissimo l'argomento, e hai fatto benissimo, perché anche con Kirk, io se vado a vedere il suo pensiero ideologico, io non mi ci ritrovo al 100%, però ovviamente non posso che essere solidale, vicino alla famiglia, vicino a lui stesso, nel momento in cui viene, diciamo, preso e messo all'interno di un mirino, in tutti i sensi purtroppo, scusate, non volevo fare Certo. diciamo, una battuta, però viene preso come obiettivo e poi addirittura appunto ucciso, no? Che ci riporta a momenti ben più noti della nostra storia. E quando parlo di codardia della destra, io lo dico chiaramente, cioè Altaforte fu cacciata, come hai detto tu bene, dal Salone del Libro la sera prima alle 11:45 a mezzo pack, quindi io avevo già preparato tutta la macchina con libri, gli scatoloni e via dicendo, e ricevetti questa pack dove mi dicevano che appunto non sarei potuto essere presente. Ma qual è il discorso? È che nel 2019 l'hanno fatto con Altaforte. Altaforte, sapete, ha una posizione, diciamo, anche per la figura del sottoscritto, più radicale di Passaggio al Bosco. Oggi, dopo 6 anni, se la prendono con Passaggio al Bosco. Io quello che voglio far capire anche ai nostri politici di centrodestra, quelli almeno che hanno avuto un passato di militanza, di certo non invoco Salvini e non invoco Giorgetti, ci mancherebbe, e non invoco Tajani, però ragazzi, se non si capisce che l'utilizzo della battaglia contro Passaggio al Bosco sia strumentale per colpire il governo stesso, e allora io mi aspetterei che qualcuno si erga a mettere uno scudo, anche solo in modo pragmatico e cinico per il futuro. Ma se non c'è neanche la capacità di vedere queste cose, Anche io sono un perché po' spaventato. ecco, io voglio sentire anche Daniele prima di fare una pausa. Cioè, nel 2019 Altaforte aveva pubblicato un libro intervista con Matteo Salvini, cioè non è che viene cacciata per aver pubblicato, cioè i primi 2 libri credo che fossero quello lì e un mio libro sul Me Too e le questioni di genere che oggi poi sono diventate esplosive, cioè non è che ti cacciano perché pubblichi appunto i discorsi a tavola di Adolf Hitler, cioè è questo il tema, no? Cioè tutto finisce nel calderone, poi ci torniamo, anche Daniele Dell'Orco che viene tirato dentro, anche lui, poi dopo comincia la delazione, parte questo boicottaggio, poi arriva Paolo Berizzi a dire ecco c'è anche Idrovolante, no? Non dimenticatevi di Idrovolante. Poi leggo Zero Calcare che fa questa intervista a Marianna Aprile e dice ma i fascisti lì ci sono sempre stati. Ma dove? Cioè, qual è la definizione di fascismo, Daniele? È abbastanza inquietante. È proprio quello che dicevi prima. Allora, prima della risposta ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo per sentire che cosa ci dice Daniele su questo.
Rieccoci qui alla Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati, Francesco Polacchi e Daniele Dell'Orco. Daniele, stavi per rispondere a Francesco? Prego. Sì, no, dicevo che mi trovo talmente d'accordo con quello che si diceva anzitempo anche sulla Costituzione, sui rimandi alla Costituzione, sulla presenza o assenza palese del concetto di fascismo, la menzione di fascismo, perché proprio perché manca, cioè l'articolo 21 non dice si possono avere tutte le opinioni tranne quella fascista, che cosa succede? Che nel contenitore verbale del fascismo, a seconda delle stagioni politiche, ci si può infilare un po' qualsiasi cosa o chiunque si voglia. E quindi proprio per questo si finisce a dover parlare di casi come questi, per cui ieri era Altaforte, oggi è Passaggio al Bosco, domani sarà Idrovolante, dopodomani sarà qualcun altro. Cioè chiunque venga profilato da chi vorrebbe come dire, avere la facoltà di farlo e l'esclusiva per poterlo fare, è considerato scomodo, sarà additato ogni volta come fascista e quindi meritevole di essere cacciato, escluso dalle manifestazioni culturali, in generale dalla vita pubblica. Per quanto riguarda però la fiera, il rimando che faceva Borgonovo prima riguardo i contenitori che vengono considerati esclusiva di alcuni intellettuali, scrittori, figure, eccetera, cioè, nel senso, tanti discorsi ideologici che però poi alla fine, gratta gratta, vanno a finire a argomenti molto più banali, cioè la visibilità personale, l'egocentrismo, gli equilibri di potere all'interno della propria cerchia, che è quella in questo caso del mondo antagonista, eccetera, che comunque produce fatturato per tante di queste case editrici che hanno firmato l'appello antipassaggio al bosco nella fiera di Roma, eccetera. E tanto che un aspetto un po' da insider che ho provato a raccontare in questi giorni sui giornali e sui social, c'è da anni intorno a Più Liberi una guerra intestina tra queste case editrici espressione del mondo della sinistra radicale, e la governance della stessa fiera, perché le case editrici non riescono ad ottenere dalla governance della fiera degli emendamenti che vorrebbero applicare allo stesso concetto di fiera, cioè a farla propria, a mettere totalmente il cappello sulla fiera ancora di più di quanto non ce l'abbiano già. E già l'anno scorso, ricorderete la polemica dell'anno scorso sulla presenza, insomma, del filosofo Leonardo Cappo, eccetera, delle case editrici si sono schierate contro la governance della fiera, hanno abbandonato in polemica la fiera e quindi quest'anno non si sono riscritte, e nella lista di attesa delle case editrici che c'erano fuori c'era anche Passaggio al Bosco. Cioè, paradossalmente, il posto per Passaggio al Bosco l'hanno liberato loro per le loro battaglie di egemonia, di tentativi di egemonizzare più dell'altro, cioè del loro concorrente interno, il mondo della cultura, della piccola editoria, in questo caso romana. E ve ne dico anche un'altra. Quest'anno la polemica, la diatriba Passaggio al Bosco è, come dire, stata servita su un piatto d'argento dopo le dichiarazioni di Piano, essere state riprese da Repubblica, eccetera. Ma se non ci fosse stata la polemica Passaggio al Bosco, ce ne sarebbe stata un'altra, perché strumentalmente ogni anno questa frangia di editori e di associazioni e di librerie, eccetera, che non riescono a egemonizzare totalmente questa fiera, tentano di affossarla e di accusare la governance della fiera di qualsiasi cosa. Quindi sarebbe nata un'altra polemica strumentale comunque, basata sempre su temi simili, non so, avrebbero tirato in mezzo Israele, Gaza, sicuramente, no? Come hanno fatto al salone dell'anno scorso, pur di affossare il più possibile l'immagine di questa fiera, perché non riescono ad ottenere quello che vogliono nella misura degli interessi veramente molto personali, il costo degli stand, il costo dei biglietti, cioè stiamo parlando veramente di cose basse. Ricordiamo, Daniele, che c'è questa fiera, una direttrice che si chiama Chiara Valerio, no? Scrittrice di sinistra, di provata fede. È evidente che quest'anno scade il mandato, l'anno prossimo ci sarà un nuovo presidente. È ovvio che sono un paio di anni almeno che c'è una lotta per la direzione di questa fiera, perché poi appunto lì sono incarichi, soldi, potere, faccio entrare questo, faccio entrare quell'altro, la stanno attaccando in ogni modo. L'anno scorso con Caffo era una cosa tutta intestina. Sicuramente questa cosa serve anche per farsi pubblicità, per vendere di più, per farsi vedere, perché altrimenti di sta fiera nessuno parlerebbe, perché sono anni che c'è e nessuno sa dell'esistenza. Cioè dei Più Liberi era una cosina così che si conosceva nell'ambiente, insomma andava un po' di gente. Io ci sono anche passato forse un anno e mi sembra che fosse una roba, insomma,
c'erano gli addetti ai lavori e poco più, no? E il circolino, cioè non è il Salone del Libro dove comunque va un sacco di gente, anche lì egemonizzato dagli editori. Però è tutto questo, cioè sul Salone del Libro ci fu un'altra polemica, fu individuato Paolo Giordano come direttore, poi dissero allora ti mettiamo dei consulenti, fecero anche il mio nome e lui disse a prescindere, no, non voglio nessuno, cioè, sono tutte cose, come dici tu, che stanno nell'ordine del giochino politico interno, no? Commerciale da un lato, di visibilità, perché poi si devono fare i fenomeni, no? Questa cosa, fare gli eroi, no? Far sentirsi partigiani per un giorno, poi però ci sono tutti questi giochini sotto, anche fra di loro, invidie, mica invidie, cioè io non so quanto si venda lì dentro oggettivamente poi, no? Perché Guarda, io questa roba qua, cioè... devo dire che hai ragione dal punto di vista della visibilità mediatica della fiera, però devo dire che negli ultimi anni, prima dell'anno scorso, della polemica CAFO e della direzione Chiara Valerio, la fiera era cresciuta anche in termini di visitatori, perché è chiaro che è diversa dal Salone del Libro perché è specializzata nella piccola e media editoria, quindi non ci sono le grandissime major e di conseguenza tante persone non No, ma vengono. non Però era un rimprovero, era come dire, cioè, purtroppo io sarei contentissimo se queste fiere andassero 1 miliardo di persone. Quello che dico è che purtroppo è una piccola cosa, cioè non è che ci sono, cioè, non stiamo parlando di un dibattito sulla mostra del cinema di Venezia, capito? Dove girano i milioni e milioni e milioni di euro attorno ai film, alla promozione, viene Tom Cruise, cioè non è così, è una cosa in cui uno andava, salutava quelli che conosceva nell'ambito dell'editoria, gli uffici stampa, gli altri, c'era un po' di pubblico che comunque quello già interessato a questo tipo di cose, ma io non so Massimo, tu ci sei mai andato in vita tua, più liberi? A parte Onestamente no, altre cioè, da parti quando sì, ma più libri, più a parte libri. che sei diventato maggiorenne ieri, ma quindi non potevi uscire di casa da solo, però magari diciamo, No. cioè, però non ti sarebbe venuto in mente, credo, no, di andarci, che è un peccato perché però Guarda, io ho visitato tante fiere, però devo dire, quella del libro no, ma non Quella perché dove non si leggo legge, robe del no. genere, no, assolutamente no. No, ma guarda, io là dietro c'ho tutta, insomma, la mega c'hai tutti i tuoi libri parete. da colorare, ok, Vabbè, questo- no, però c'è anche qui, guarda che ci sono, tu scherzi, ma adesso io lo prendo, un po' il mood di questa trasmissione è di fare battute sulla giovane età di Massimo, ma perché noi siamo dei boomer o bulli. dei vecchi Ah no, rincitrulliti. non volevi dire bulli. Esatto, veniamo ancora da un mondo patriarcale in cui il bullismo è considerato un valore, no? E ma non attento a di queste cose che poi sennò arrivano le querele proprio. ma sì, ma tanto, cioè, il bello è che ti querelano anche se non dici un cazzo, bravo, cioè quella è la esatto, cosa, cioè, esatto. ti discriminano anche se non dici, cioè, bisognerebbe addivenire questa cosa, cioè tanto ti danno del nazista anche se non dici nulla, perché io mi sono preso del nazista da Raimo a ripetizione, penso di non aver mai detto qualcosa di anche solo vagamente avvicinabile al nazismo, e allora uno a questo punto dice vabbè, ma tanto, cioè, ormai dico qualsiasi cosa, Cioè perché dici che ti comunque fanno venire tiene- ad un certo punto voglia di esserlo, Francesco? ma no, No, non mi fanno questo venire no. voglia di esserlo, però se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre lo stesso, allora cioè, tanto vale, no? E poi mi fa ridere una cosa, la metto lì, diceva però molto seriamente, adesso tornando nella cosa, Daniele Dell'Orco, diceva quest'anno tocca a me, l'anno prossimo tocca a te, è un po' come diceva Francesco Polacchi. La prossima volta, io lo so già qual è il prossimo, perché mettiamo che fossero riusciti a mandargli a passaggio al bosco. Dopo chi c'era? E c'era quelli che hanno indicato Red Star Press. Dentro lì c'era Red Star Press, no? Che è una casa editrice di estrema sinistra. Ha pubblicato anche delle cose interessanti. Pensate un po', io li ho persino letti i loro libri. Dentro lì loro hanno fatto un comunicato su Facebook qualche giorno, proprio il primo giorno, dicendo sì, va bene, noi capiamo zero calcare, bla bla bla. Restiamo qua, non boicottiamo, perché è giusto che noi occupiamo gli spazi, e comunque vi diciamo la verità, cioè noi ci fanno schifo i fascisti.
però ci fanno schifo anche degli altri, cioè i presunti sinceri democratici, ad esempio Fiano, che si indigna perché c'è passaggio al bosco, poi lui è un sionista che appoggia Israele e fa tutte le cose, cioè capito? Sono questi i prossimi, Esatto. cioè se non c'era questo ci sarebbe stata una cosa su ecco gli editori sionisti, Esatto. capito? Cioè c'è sempre uno che non ti va bene e te lo dice uno che non è esattamente, cioè non è che sono un grande fan dell'azione di Israele in questo ultimo periodo, diciamo così, no? Però trovo intollerabile che a Fiano, che è uno che poi a sua volta spesso non chiede censure, io trovo intollerabile che a lui venga tolta la parola. Mi dispiace che lui non trovi intollerabile che ad altri che la pensano diversamente invece venga messa la mordacchia. Però è così, c'era già il prossimo obiettivo, no? Sono solo questi, la prossima volta sono i cattolici. Cioè, c'è sempre qualcuno, c'è sempre un fascista da epurare. Del resto ce l'hanno insegnato tutta la letteratura contro i totalitarismi, ce l'ha insegnata. E questo è un totalitarismo, ragazzi, né più né meno, Daniele. Allora, io volevo aggiungere una cosa. Volevo dire che secondo me tutta questa faccenda ricorda un po' il concetto di finestra di Overton, no? Che se noi prendiamo una distribuzione normale, ormai la sinistra etichetta come accettabile a livello politico soltanto la loro frangia estrema, che corrisponde alla parte a sinistra, circa il 20% delle ideologie dello spettro politico. Tutto il resto, magicamente, anche le persone che si trovano, diciamo, nella parte centrale della distribuzione normale, viene etichettato come estrema destra, e questo è proprio tutto quello che stiamo dicendo fino ad ora, no? Cioè, oggi c'è questa tendenza, a mio avviso anche un po' nauseante, perché ha stufato, di etichettare tutto come estrema destra e di utilizzare questa scusa per dirti, non puoi parlare. Perché non so se avete visto anche l'intervista a Passaggio al Bosco, cioè almeno il tentativo di intervista che hanno fatto i vari reporter che sono andati alla fiera e sono andati allo stand di Passaggio al Bosco. Cioè, ma parlano con una spocchia che è quasi veramente fastidiosa, cioè addirittura si sono messi a questionare il fatto che loro si potessero definire o meno una casa editrice, dicendo ma che cultura fate voi, ma cosa state facendo, voi siete nazisti, quando poi loro sono i primi ad andare in piazza a dire Palestina libera dal fiume fino al mare, cioè capite che Sì, ma poi c'è gente controsenso. che, voglio dire, il problema di questi qui che vanno a fare domande, ma io ho letto, l'altro giorno, guarda, mi sono imbattuto in un libro pubblicato da Feltrinelli, no? Sugli anni degli anni 70, questo è scritto da due giornalisti anche importanti, inizio, diceva, e parlava dell'estremismo, no, negli anni, la strategia della tensione, e c'era una paginetta su Evola, no? Il grande filosofo nero, tutta questa roba qua, e praticamente diceva che Evola era spaventato dalla morte di Dio. Ora, se c'è uno a cui non fregava esattamente niente del cristianesimo, della morte di Dio, anzi ha scritto un libro, Imperialismo pagano, per dire che andava eradicato il cristianesimo, poi un po', diciamo, se non l'ha un po' ritrattato, però cioè, è uno che non fregava nulla di questa roba, è Evola. Significa che questi non hanno mai, non sanno di che cosa parlano. Cioè, quando parlano, c'è Codreanu, no? Io ho sentito l'assessore Smeriglio di Roma, che è uno per cui ho anche, cioè, una mentalità anche aperta, cioè non è uno con cui si può anche parlare. A me è capitato in qualche occasione di parlarci, però ho sentito dire a Smeriglio che Codreanu è stato responsabile dell'Olocausto. Codreanu era morto. Codreanu, quando c'era, cioè, era morto. De Grel, anche lì, cioè, a parte che dipende dal libro che pubblichi, Ah, dalla figura, esatto. cioè, se vogliamo metterla su questo piano, cioè, non sanno di cosa parlano, no, No, Daniele? ma non solo, ne dico un'altra, sempre un po' da insider, no? Almeno aggiungo qualche argomento dal campo, diciamo. Sabato, durante il sit-in, il corteo, chiamatelo come volete, per farvi capire il livello di rivendicazione reale delle case editrici promotrici, uno degli editori, di cui non mi ricordo il nome, non voglio neanche fare pubblicità, ma in realtà non me lo ricordo davvero, diceva, questa fiera si chiama Più libri, più liberi, e però in realtà se ci sono i libri fascisti, più libri fascisti significa che siamo meno liberi. Ma che significa? È come se all'ingresso, insieme al biglietto, al ticket del biglietto, ti staccassero il biglietto e poi ti dessero il libro di Leon de Grel, capito? Ti somministrassero Leon de Grel. Non è vero, è un controsenso. Poi ho sentito anche Zoro dire, adesso però vediamo di fare in modo, adesso quest'anno è andata così, però vediamo di fare in modo che il prossimo anno di editori fascisti non ce ne siano 5, 6, 7. Anche lì, ma che cosa vuol dire? Gli editori che vogliono partecipare a fiere di quel genere, ripeto, significa che sono editori che sono già strutturati e richiesti al di fuori
di quelle chiere. Quindi c'è un pubblico di persone che cerca i loro libri perché evidentemente A è stufo del resto che viene pubblicato e quindi evidentemente dovrebbero loro cercare di adattare la loro linea editoriale per venire incontro agli interessi reali dei lettori, e soprattutto perché sono proprio stanchi di questo, cioè sono proprio stanchi di qualcuno che gli debba dire tu queste robe non le puoi leggere perché sei un ritardato e quindi non sei in grado di capire che cosa stai leggendo. Se leggi Leon de Grelle, automaticamente il perché giorno dopo ti anche metti la divisa da SS. Questo ti sto allora dicendo. è come se io leggo lì, allora io leggo domani, come mi capita appunto, cioè, non so, io qua, guarda, ve lo faccio vedere qui, tra l'altro li ho vicini, no, sul mio tavolino, li ho vicini, ho questo fenomenologia della sovversione di Evola, che non so perché qui, ma ce l'avevo, e poi ho Tecnofascismo di Donatella Di Cesare, che praticamente se ne mette insieme si annullano Prendono l'uno fuoco. con l'altro. Però, cioè, non è che se io li leggo entrambi, no? Cioè, assumo, capito? Cioè, io mi farò la mia idea, sono in grado di prendere dall'uno Ma è all'altro. questo il Cioè, punto, Francesco, è questo il punto, perché loro ritengono dalla loro superiorità morale che noi non sappiamo decidere, no, che cosa è giusto leggere per noi e credere, insomma, è come se ci volessero proprio, non credono che siamo esseri intelligenti. Cioè, loro ritengono che non abbiamo la capacità cognitiva per sapere che cosa riteniamo corretto o sbagliato e ce lo devono dire loro. perché poi diventa complicato, Francesco Polacchi. Cioè, se fosse quello che diceva prima, no, Daniele, ma Zola, l'anno prossimo facciamo che non ce ne siano 6 e 7 di editori nazisti, cioè, o fascisti, chi è che decide, ehm, come dire, quali sono i libri accettabili? Perché, ripeto, evidentemente c'è un pubblico per questa roba. Se Fuori Scena, che è un editore, un marchio, adesso non mi ricordo di quale grossa casa editrice, insomma, però pubblica i libri di Gentile, pubblica Drieu La Rochelle, cioè evidentemente c'è un pubblico che compra queste cose e che magari ho interessato a capirne di più, no, di questi intellettuali che poi vanno molto oltre anche le loro idee politiche, ad esempio Drieu e Gentile, cioè al di là del fascismo, Querelle sul fascismo c'è molto altro, no? Ma come fai a stabilire qual è la cosa che si può pubblicare e quella che non si può pubblicare? Perché togliamo di mezzo, va bene, togliamo di mezzo Altaforte perché fascista, poi Altaforte di libri, per esempio, diciamo così, nostalgici non ne pubblica manco uno, no? Non ne pubblica manco, cioè non ce li hai i libri fascisti in realtà, hai quelli identificati come fascisti, cioè tu De Grelle non ce l'hai, hai altri Ho degli autori autori. come Locchi, per dire, che però ovviamente è comunque anche da un punto di vista storico è successivo al fascismo, è stato addirittura corrispondente del Tempo, cioè il giornale Il Tempo, per 20 anni, credo, a Parigi, quindi stiamo parlando di una persona addirittura inserita pienamente nel contesto democratico. Però allora io due questioni vi pongo, no? Perché poi questo è giustissimo, ci pone secondo me poi a creare delle soluzioni diverse. Come ci dicevamo qualche giorno fa, Francesco, io ho smesso di essere indignato. Ho smesso di essere indignato, cioè da questo approccio della sinistra, perché ovviamente, come diceva anche prima Daniele, non bisogna fare le vittime, anche se poi di fatto, purtroppo, da un punto di vista proprio strettamente attuale, è così. Però noi dobbiamo cercare di creare dei nuovi spazi. Cioè, dobbiamo cercare quindi di trovare le modalità per parlare comunque al pubblico e cercare di aprire dei nuovi canali per far sì che le nostre energie, le nostre idee possano essere anche divulgate. Ora io, questa querela sul passaggio al bosco e poi su Idrovolante a più libri, più liberi, per fortuna, diciamo, da un certo punto di vista, ehm, come posso dire, cancellato una polemica che è tutta maceratese, cioè quindi a Macerata, si è sviluppata l'ennesima
questione diciamo sempre di censura, perché un'associazione culturale ha appunto creato questo festival che si chiama Letteratura e Maceratesi, e tutto il Partito Democratico e tutta la sinistra, quindi più o meno estrema della città, insomma, è emersa, cioè vulcanicamente parlando, si è esposta contro questo tipo di fiera. Allora, quindi qua non c'è neanche poi un discorso torniamo al discorso di prima, cioè non c'è neanche un discorso su chi scrive cosa, chi pubblica cosa. Qua è proprio un discorso che, anche se porti Paragone, anche se porti Senaldi, anche se porti capito, se parli di Tucci all'interno del festival, comunque c'è un movente, c'è una modalità di aggressione alla tipologia di iniziativa letteraria per far sì che non venga fatta. E allora qui ci pone sempre una questione storica. Io, per quanto vittima, passatemi il termine, della cacciata dal Salone del Libro del 2019, però da un punto di vista storico quasi sono contento, perché cade il velo. Cade il velo su questa presunta democrazia, perché tu prima parlavi appunto di totalitarismo, ma noi dobbiamo pensare che effettivamente almeno dal 1989, ma se vogliamo dal 2001, o se vogliamo con l'accelerazione del Covid, cioè noi viviamo in una post-democrazia, quindi è tutto falso. Cioè noi non possiamo dire che siamo in un momento, in un contesto storico appunto in cui c'è la libertà di espressione, c'è la libertà di parola, perché questa sinistra oggi è capace di attaccare il governo per la cosiddetta erosione di libertà all'interno della RAI e poi chiedere l'esclusione di Passaggio al Bosco, che quindi non è la RAI, quindi non è la RAI, qua potrebbero partire battute, non è la RAI però come tipologia di potere o contropotere diciamo culturale, allo stesso tempo, cioè riesce a condurre, cioè riesce a fare, a dire esattamente il contrario nello stesso identico momento. E poi lasciatemi una battuta, no? Però, perché io poi alla fine le vedo sempre anche in senso positivo. Vede, 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, venne redatto prima il manifesto degli intellettuali fascisti da Gentile, tra l'altro molto interessante, ora proprio storicamente parlando, no? Perché ne faceva una rivendicazione storica di come era nato il fascismo, diciamo del mazzinianesimo, che evidentemente viveva diciamo quel tipo di generazione che aveva poi condotto alla conquista del potere nel 1922, e poi appunto sempre nel 1925 Benedetto Croce scrisse il manifesto degli intellettuali antifascisti. Allora la domanda che pongo io è questa: esattamente 100 anni fa, e poi c'è anche una battuta però, esattamente 100 anni fa, durante un regime totalitario, per la stessa dichiarazione di Benito Mussolini, com'era stato il fascismo? 104 intellettuali, mi pare 104, correggetemi, mi pare 104 intellettuali antifascisti firmarono quel manifesto. Cosa successe per la firma di quel manifesto? Furono legalmente processati? La risposta ve la do già io: no, non successe. Successe che piano piano vennero emarginati dalla società, dalle cose culturali, dalle attività. Questo sì, ma fa parte del gioco, fa parte del contesto. E quindi che cosa avviene? Che 100 anni fa, durante un regime, 104 intellettuali potevano firmare un manifesto di intellettuali antifascisti e non gli succedeva nulla. Oggi immaginatevi il contrario, e qui c'è il giochino. E poi la battuta qual è? Comunque possiamo dirci che firmare sti manifesti alla fine non gli va tanto bene a sti ragazzi. Ma quello senz'altro, quello Ma assolutamente, anche se comunque è da dire che insomma l'hanno firmato, poi nel tempo, come hai detto tu, sono stati ostracizzati un po' dalla vita politica, quindi o non solo politica, anche dall'intellettuale, quindi proprio che non gli è successo niente, è ovvio che non è propriamente è vero, cioè è ovvio che non sono Però stati fustigati sul momento, però nel corso del tempo comunque sono stati un po' esclusi da quello che è E il cosa mondo è successo intellettuale. al sottoscritto? Però io ti dico, io non sono Benedetto No, Croce, no, ci ovvio, mancherebbe no, solo. però è successa Ma la stessa nella cosa. società, sì, ma 100 anni prima, in un contesto storico completamente differente, venivamo da una guerra mondiale, come era stata la prima guerra mondiale,
il mondo ragionava in un modo differente, e oggi invece, che in teoria dovremmo Diciamo, essere arrivati alla fine della storia, su questa succede provocazione esattamente la stessa cosa. possiamo tornare, che merita una trattazione più approfondita, ci possiamo tornare in una prossima puntata, perché adesso siamo arrivati alla conclusione. Invece coglievo la cosa, su Macerata sta esplodendo un putiferio, insomma, da un po' di giorni, che è veramente ridicolo. Io spero che lì qualcuno tenga il punto, che l'amministrazione comunale di Macerata tenga il punto, che faccia fare, cioè, insomma, non si può ogni volta assistere a questo genere di cose, per cui salta fuori uno a puntare il dito e poi tutti, ma io non ne sapevo niente, mi tiro indietro, no, non facciamo polemiche. Ecco, una delle cose è tenere il punto, per carità, almeno sulle rassegne culturali e letterarie. Direi che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Io ringrazio tutti per aver dibattuto su questo tema, e vorrei chiudere però con questo slogan: più libri, più liberi, per davvero. Ecco, ricordatevi questo: più liberi per davvero. E noi ci ritroviamo prossimamente a dibattere su un nuovo tema qui alla Cittadella. Ringrazio gli ospiti, ringrazio Massimo, ringrazio Francesco. Un saluto. Stai ascoltando Radio Libertà,